Tra pochi giorni il vigile del fuoco Flavio Mariotto andrà in pensione dopo aver lavorato nel corpo dei pompieri per quasi 42 anni dei quali ha girato l'Italia per aiutare centinaia di persone in difficoltà. Durante il sisma all'Aquila, in Emilia, per citarne alcuni, ma anche interventi meno pesanti ma comunque importanti per salvare la vita di chi era in difficoltà. A Ferragosto sarà il suo ultimo giorno di lavoro nel comando provinciale di Treviso e come regalo personale ha deciso di girare il bel paese in bicicletta, toccando le città italiane dal nord a sud. Ho deciso di regalarmi un viaggio che sarà il viaggio del tutto il perimetro dell'Italia, come si può notare da questa cartina qui. C'è l'occasione appunto del mio pensionamento, nonché della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco che cade quest'anno, che saranno l'80° della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. Un viaggio che durerà all'incirca 2 mesi e il ritorno in Veneto a Santa Lucia di Piave dovrebbe essere previsto per la metà di ottobre. I chilometri sono 6.600 fatti sulla carta, poi probabilmente saranno anche di più, con un dislivello di 65.000 metri quadri, 65.000 metri. Ti senti pronto per questa avventura? Sì, io mi sento pronto perché mi sono sempre allenato da diversi anni, faccio circa 20.000 km l'anno, quindi le gambe non dovrebbero essere un problema. Flavio sarà ospitato nelle caserme dei Vigili del Fuoco di ogni città che toccherà durante il Giro d'Italia. Ringrazio innanzitutto il capo del corpo, Ingegner Dattilo, che ha entusiasticamente mi ha concesso appunto di poter soggiornare nelle caserme, l'ex comandante di Treviso, l'ingegner Micele, il comandante attuale, ingegner Lomoro, nonché il vicecomandante, ingegner Quinto, nonché tutti i colleghi che comunque mi supportano. Se volete seguirmi, io nel mio profilo Facebook o Instagram aggiornerò quotidianamente il mio percorso.